Gentili amici appassionati, continuano gli approfondimenti a cura della Wii Sport SD sul campionato allievi provinciali messinese. La fase playoff è giunta alla terza giornata al Gardesport di Mili Marina. La sfida era tra Real Ritiro e Città di Villafranca, padroni di casa di mister De Francesco, che hanno raccolto fin qui un solo punto in classifica nella prima uscita casalinga contro la Milazzo Academy e sono reduci dalla sconfitta sul campo del comunale di Aliterme per 3-1 contro il Valdinisi Calcio. Ospitano i ragazzi di mister Errante a punteggio pieno dopo 2 giornate. Sono reduci infatti alla vittoria casalinga contro la Milazzo Academy per 2-1 dopo la prima clamorosa per 5-0 contro il Valdinisi Calcio. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Saia della sezione di Messina, quando possiamo passare a dare uno sguardo ai 22 scelti dai due allenatori, partendo dagli Aquilotti e Real Ritiro, che si schierano con Tavilla, Puliafito, Di Pietro, Rosano, Gemelli, Ruggeri, Paladino, Surace, Calabrò, Leanza e Romeo. Risponde il Città di Villafranca con Foti, Magri, Gringeri, Salvo, Palma, Mundo, Ruggeri, Orecchio, Giunta, Policastrese e Bonfiglio. Maglia bianca con inserti verdi per gli ospiti del Villafranca, classico completo rosso con inserti bianchi per i Aquilotti del Real Ritiro. Il primo possesso è gestito dagli ospiti, che attaccheranno a destra verso sinistra, ma dopo appena 120 secondi riuscirà subito a sbloccare il match il Real Ritiro. Sui sviluppi di un corner riesce a svettare Gemelli e a deviare alle spalle di Foti. La sua deviazione col tacco passa anche sotto le gambe del giovane estremo difensore classe 2001. Villafranca è dall'altro lato, ha subito l'occasione per ristabilire la parità del punteggio. Uscita avventata di Tavilla, forse c'erano gli estremi per un calcio di punizione dal limite dell'area. Non viene ravvisato nulla al direttore di gara Saia. Allora Città di Villafranca comunque riuscirà a trovare la via del pari grazie a questa progressione di Policastrese. Il suo mancino è prorompente e gonfia la porta alle spalle di Tavilla. Preciso e potente il tentativo del numero 10 del Città di Villafranca, che così dopo 12 minuti ristabilisce la parità del punteggio. 1-1 al Gardesport di Mili Marina, quando però ha un'occasione clamorosa il Città di Villafranca con Roberto Mundo, che svetta più in alto di tutti al limite dell'area piccola, non riuscendo a deviare verso la porta di Tavilla. Continuano a susseguirsi i tentativi degli ospiti. Qui ci ha provato alla distanza Antonio Bonfiglio, classe 2002. Ribaltamento di fronte subito occasionissima per il Real Ritiro, che può usufruire di un calcio di rigore decretato dal direttore di gara Saia per questo atterramento in area. Alla battuta dello stesso andrà Anton Giulio Leanza, che viene ipnotizzato da Foti, che in due tempi riesce a respingere il doppio tentativo del numero 10 di mister De Francesco. Calciato malissimo però il rigore dal leader della formazione degli Aquilotti, che qui si fa ipnotizzare dal classe 2001, che difende la porta del Villafranca, che ancora una volta rischia di capitolare su questo tentativo proveniente dal binario mancino. Non si è fatto trovare pronto Aristide Paladino. Il finale di primo tempo ci prova con questa punizione di Surace il Real Ritiro, quando però il Villafranca avrebbe un'occasione clamorosa. Viene fermato in posizione piuttosto dubbia di offside, infatti lanciato 2 contro 1 verso la porta avversaria un attaccante del Villafranca, che ancora qui si rende pericoloso con questo calcio di punizione, sul quale fa buona guardia Tavilla. Respinge il tentativo di Policastrese. Dall'altro lato il più pericoloso dei suoi, ancora una volta Gemelli, in costante proiezione offensiva. Nel finale ci prova Leanza a farsi perdonare l'errore dal dischetto, ma arriverà puntuale il duplice fischio del direttore di gara Saia. Parziale di 1-1 al Gardesport di Mili Marino. All'iniziale vantaggio dopo 120 secondi di Gemelli ha risposto dopo 10 minuti Policastrese. Si torna in campo con gli stessi 22 e con Real Ritiro, che prova a sfruttare un'occasione importante, e però attenta alla diagonale del terzino della formazione ospite. Dall'altro lato Tavilla riesce a smanacciare un corner molto pericoloso, reso ancora più velenoso dal forte vento che anche quest'oggi imperversa sull'impianto di Mili Marina. Dall'altro lato il Real Ritiro prova a farsi notare con queste azioni per lo più solitarie. Calabrò però non riesce a imprimere forza al suo destro. Opera il primo cambio mister De Francesco, non cambia la solfa. Sono gli Aquilotti ora a fare la gara ed è proprio il neoentrato, il numero 11 Valveri, a provarci col mancino a indirizzare verso la porta di Foti. Dall'altro lato c'è un miracolo di Tavilla, che in 2, 3, forse 4 tempi nega la gioia del gol al Città di Villafranca. Non è perfetto infatti nel primo intervento, poi però si immola a difesa della propria porta. Subisce anche fallo da un attaccante del Villafranca. Verrà soccorso dallo staff medico l'estremo difensore del Real Ritiro sugli scudi. Fin qui dall'altro lato però lamenta un'occasione clamorosa il Real Ritiro. Dopo questa ottima azione personale di Surace viene atterrato in area. Non c'è nulla per il direttore di gara Saia, che sanziona anzi l'intervento con un cartellino giallo verso il numero 8 del Real Ritiro, reo di aver simulato in questo caso. Potrebbe chiudere però addirittura in vantaggio questa gara il Villafranca, e nel finale ha una tripla occasione clamorosa. Ancora una volta Tavilla si erge paladino della propria porta
Ora sembra essere schiacciata la retroguardia del Real Ritiro, che lascia campo alle offensive del Villafranca e comunque non riuscirà a operare altri tentativi pericolosi. Si attende il triplice fischio del direttore di gara Saia, che arriva puntuale. Game over al Gardesport di Mini Marina per questa terza giornata della fase playoff. Il campionato allievi provinciali termina 1-1 tra Real Ritiro e Villafranca. L'iniziale vantaggio di Gemelli ha risposto al 12° Policastrese. Nella prossima sfida, trasferta sul campo della Milazzo Academy per gli Aquilotti, faranno visita invece al Valdinisi Calcio i ragazzi di Mister Errante. Un saluto a Claudio Costanzo e alla prossima.